Sesta corsa, miglio per cavalli di 4 anni, non corre Brando Trio, sono in 9 Beatrice San, Brigitte, Backpipe NP, Birko Alter, Beverly Trio in prima fila, in seconda Birbaral, Bumpy Top West, Buon Gallo Wise L, Beatles, Spritz. I favori in chiusura sono per Beatrice San e Beverly Trio a pari quota, anche se a quota fissa è preferita Beverly Trio. Numero 6, Marco Stefani. Partiti in questo momento con la velocità iniziale di Birko Alter, che cerca di assumere l'iniziativa e lo fa nei confronti di Backpipe NP, che sopravanza a sua volta Brigitte. Vediamo il completamento della piegata con Birko Alter in vantaggio, Backpipe NP in seconda posizione davanti a Beatrice San, poi Beverly Trio. Queste 4 avanti a tutti, sposta presto Beatrice San per andare in caccia di Birko Alter, che però accelera e completa un quarto iniziale in 28,8. Beatrice all'esterno si impegna, mentre lungo la corda segue Backpipe NP con Beverly Trio che è più indietro, gli altri nettamente più discosti, capeggiati da Birbaral. 600 iniziali in 43,4 e Beatrice San può accodarsi in seconda posizione precedendo Backpipe NP, che a sua volta è in schiena Beverly Trio. Scatenato in avanti, Birko Alter completa in 58 numero metri 8, gli 800 iniziali, la squalifica per Bumpy Top West. Intanto siamo sulla penultima piegata, situazione invariata con la mossa a questo punto di Beverly Trio. Beverly Trio avanza in progressione mentre il chilometro è scandito in 1:13,7 da parte di Birko Alter. Beatrice San in seconda posizione, anticipa Beverly Trio a 500 dalla conclusione, si porta su Birko Alter che ha speso il meglio, si avvantaggia Beatrice San, 400 al palo, ma c'è Beverly Trio che incombe al suo esterno. Queste due si distaccano in netta evidenza sulla curva conclusiva. In vantaggio Beatrice San, Beverly Trio si impegna, Birko Alter in netto calo. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in testa Beatrice San nei confronti di Beverly Trio. Ultimi 100 metri di gara, Beverly Trio guadagna nel finale, Beverly Trio in grado di passare nelle battute conclusive, di piegare nettamente Beatrice San. Andiamo a rivedere l'arrivo di questa combattuta corsa con Beatrice San che tenta in tutti i modi di difendersi da Beverly Trio, che però sul percorso fa valere anche una minor spesa iniziale e nelle battute conclusive prende chiaramente il sopravvento e vince sulla stessa Beatrice San. Raddoppio per Marco Stefani dopo il successo ottenuto nella terza corsa con Oscar Benalla, grossa quota, qui invece da favorito con Beverly Trio, raddoppia.